Nel caso specifico del parco c'è la necessità che gli amministratori locali, ovvero i sindaci, conseguentemente anche alla parte politica, consiglio regionale, burocrazia della Regione del Veneto, sia determinata e chiara nel ricordare che il piano casa è un provvedimento che va in deroga agli strumenti regionali, provinciali e comunali, e considerato che l'istituzione del parco di Colli Ugani è un provvedimento legislativo della Regione del Veneto, del Consiglio regionale, e il conseguente piano ambientale, che è di fatto il piano regolatore che disciplina l'applicazione delle norme urbanistiche nel territorio del Parco di Colli Ugani, è un provvedimento regionale, conseguentemente anche quello va in deroga. Interpretazioni fantasiose, restrittive e in taluni casi anche di stampo ideologico non saranno più consentite.